buona domenica. Amiche e amici, domenica del battesimo del Signore, festa del battesimo del Signore. In questa giornata si chiude il tempo del Natale. Cioè chiudiamo il tempo del Natale con Gesù che non è più un bambino appena nato, ma è un uomo che riceve il battesimo e che inizia così, con questo evento particolare, un po' traghettato da questo suo cugino, amico, anche un riferimento per lui, no? Giovanni Battista. Gesù qui, in questo spazio, in questo tempo, inizia la sua vita pubblica, il suo ministero di predicatore, di taumaturgo, cioè di un uomo che non è più appunto un neonato, è un uomo che con la parola e con le opere cambia la storia del mondo, cambia la vita di qualcuno e poi questo movimento che si crea raggiungerà tutto il pianeta o quasi, insomma. E è molto breve questo brano che ci racconta nel Vangelo di Luca il battesimo di Gesù, molto molto breve. Però è un concentrato di teologia, di simboli, di tutto ciò che la fede cristiana porta con sé, diciamo, no? È un concentrato della nostra fede. C'è tutta la Trinità nel battesimo di Gesù, lo Spirito Santo che scende in forma corporea come una colomba, la voce del Padre che dice tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Ma io vorrei concentrarmi su una parola soltanto, una parola soltanto. Giovanni Battista deve rispondere al popolo, il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo. Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Spirito Santo e fuoco, viene in mente la Pentecoste, no? Che è Spirito Santo e fuoco. Lo Spirito Santo in forma come lingue di fuoco e come vento che si abbatte gagliardo. È una forza lo spirito, no? Come il fuoco, come il vento, è una potenza, è una energia, certamente. E Giovanni dice che Gesù è più forte di lui. Forte, cosa vuol dire forte? Vuol dire mostrare i muscoli? Come fanno certi capi di Stato ultimamente che non hanno nessuna remora, nessuno scrupolo nel fare una politica e una geopolitica muscolare. A me ha colpito, ecco, che quando è stato eletto Donald Trump, Putin ha elogiato la mascolinità di quest'uomo, no? E che tipo di forza ha Gesù? Ecco, questa forza muscolare che può diventare potenza bellica, offensiva, nociva, distruttiva, mortale. È questa la forza che ha portato Gesù nel mondo? È questa la forza a cui si appellano i cristiani? Attenzione, perché io sono convinto che quando un cristiano si appella a un determinato tipo di forza, contraddice la propria fede. Perché Gesù è colui che porta con sé nel mondo una forza di altro tipo. È la forza dello Spirito Santo. Che forza è? Allora, ascoltiamo cosa dice Luca in alcuni passaggi dei suoi due libri, il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli, no? Sono l'opera lucana di Luca divisa in due atti, atto primo, atto secondo, il Vangelo e gli Atti. Per esempio, alla fine del Vangelo i due discepoli di Emmaus sono molto delusi perché si aspettavano di più da questo Gesù che è stato ucciso sulla croce, no? E sono delusi perché noi speravamo che fosse lui a liberare il popolo, perché si era mostrato come un profeta potente, in opera e in parole. E tutta questa potenza finisce sulla croce. Gesù, al termine della sua esperienza terrena, siamo all'inizio degli Atti degli Apostoli, Gesù risorto incontra i discepoli e dice:
state fermi, state calmi, riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra, fino ai confini della terra. È una forza che ci fa diventare testimoni. In greco si dice martiri, come il crocifisso. Ma allora che forza è? Che potenza è questa? Giovanni dice è più forte di me lui, ha lo Spirito Santo lui, no? Pietro fa un discorso nel capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, che noi lo ascoltiamo proprio nel giorno di Pasqua, dove dice: Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo. Cioè la forza, i muscoli a Gesù servono per beneficare e risanare. Capitolo 6 del Vangelo di Luca, attenzione, uno dei passi più belli. Tutta la folla cercava di toccarlo, tutti vogliono toccare questo corpo, il corpo di un uomo. Perché? Perché da lui usciva una forza che guariva tutti. La forza di Gesù, la potenza di Gesù si manifesta così, è una forza di natura terapeutica che dona la vita. È esattamente come la forza del samaritano. Al buon samaritano, sempre nel Vangelo di Luca, al buon samaritano i muscoli non servono per uccidere, per far del male, per distruggere, ma per guarire le ferite di un uomo che sta per morire, per prendersi cura di lui e portarlo in salvo. Potremmo fare la stessa cosa se siamo battezzati, vero? Buona domenica.